L'attaccante, dopo l'infortunio, è volato in Belgio e sta lavorando per accelerare i tempi di recupero. Ma quanto bisognerà attendere per vedere la fine di questo incubo? 100 giorni, a partire dal 14 agosto, la sera in cui Lukaku ha compreso che qualcosa di importante stava cambiando nella sua stagione. Lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra e un saluto rimandato a data da destinarsi. Più precisamente, si parla di fine novembre, il 22, secondo la prognosi più ottimistica, ma per chi vuole tornare ad essere il vero Big Rom, non è sufficiente. La lista per la Champions è sfumata, lui non ne fa parte, ma in campionato rimane aperta la porta della speranza. L'idea è di anticipare il rientro. Per cominciare, e allontanare i dubbi, Lukaku ha scelto di evitare l'intervento chirurgico e seguire una terapia conservativa, nella speranza di accorciare i tempi di stop e limitare l'assenza a circa 3 mesi. Per curarsi, ha deciso di affidarsi allo staff medico con cui ha già lavorato in passato, quindi è rimasto in Belgio, pur restando costantemente in contatto con il Napoli, con Conte e con il dottor Canonico. Nel frattempo, per non sentirsi troppo isolato, si fa sentire sui social, come sabato sera, dopo L1-0 di Anguissa, ha twittato «Queste vittorie sono le più belle». E sogna di viverle di nuovo da protagonista. I giorni passano velocemente, e dal 14 agosto tante albe e tramonti si sono susseguiti uguali tra loro. Ma in fondo al tunnel, si sa, una luce c'è sempre. Sabato 13 settembre a Firenze è cerchiato in rosso. Una data che potrebbe rappresentare il primo passo verso una nuova fase, che profuma di riscatto, di Napoli, di un calcio da riconquistare in fretta. Miguel Gutiérrez, dal canto suo, non ha troppa fretta, sa che l'impazienza può essere dannosa, ma neanche vuole passare altri weekend interminabili senza giocare. La sua caviglia destra, operata lo scorso 10 luglio, ha smesso da tempo di fargli male e ora si può finalmente guardare con fiducia verso il Franchi. I doppi allenamenti hanno fatto crescere l'ottimismo. Il recupero procede bene, ma è presto per cantare vittoria. Tuttavia, una presenza almeno in panchina contro la Fiorentina non è da escludere, e sarebbe già un bel passo avanti, prima di tornare a spingere sulla fascia sinistra. Durante il mercato, Manna non si è lasciato frenare dai problemi all'astragalo né dai 2 mesi previsti per il recupero. Gutiérrez era una priorità, e i 18 milioni, più altri 2 di bonus, spesi per lui confermano quanto fosse desiderato. Esterno naturale, sa muoversi con disinvoltura sulla sinistra, può giocare da terzino o da centrocampista aggiunto. Prima di fermarsi al Girona, aveva giocato praticamente sempre, esclusa una sola gara, restando in panchina solo in 3 occasioni e risultando uno degli intoccabili della squadra. Sabato però, poco prima del match contro il Cagliari, dall'elenco dei convocati è stato escluso Neres. Affaticamento muscolare, nulla di grave sulla carta, ma da non sottovalutare. Meglio non correre rischi e lasciargli il tempo di recuperare con calma. Con ogni probabilità sarà a disposizione per Firenze, salvo imprevisti, e spera di assistere alla partita al fianco di Gutiérrez. Prima di tornare anche lui protagonista in campo, intanto lo staff tecnico del Napoli osserva con attenzione ogni piccolo progresso dei 2 giocatori, consapevole che il loro rientro potrà offrire nuove soluzioni tattiche e dare maggiore profondità alla rosa. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.